Appena ieri mercoledì in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans aveva tirato il freno a mano. Per cambiare colore dovremmo avere metà dei contagi, diceva Nello Musumeci. Oggi dà un po' di gas affermando: chiederemo al governo di aprire ristoranti e pub anche la sera per il fine settimana di San Valentino. Adesso, secondo il governatore, i dati sul contagio lasciano ben sperare per la Sicilia, che dovrebbe passare in zona gialla. I dati sono confortanti, dice, diminuisce il numero dei ricoveri e dei contagiati. E, anche se ancora non è ufficiale, l'indice RT è intorno allo 0,6, ha aggiunto, ho buoni motivi per pensare alla zona gialla, ma anche a un'autorizzazione per aprire locali per la festa di San Valentino, in cui tantissime coppie trascorrono pranzo e cena in un locale pubblico. Sarebbe la possibilità per dare una boccata d'ossigeno dopo settimane di tragico immobilismo. Domani pomeriggio possiamo ufficializzare la nostra posizione. E questo cambio di veduta potrebbe essere arrivato dopo aver incassato diversi dissensi proprio dagli alleati. Ad esempio, la Lega aveva esclamato «moriremo di attesa» e Fratelli d'Italia chiede un allentamento delle misure anticontagio. Altra dissonanza da parte di Musumeci è aver elogiato un ministro che si trova sul punto opposto dell'asse politico, il titolare della salute Roberto Speranza. Musumeci ha anche detto di augurarsi una conferma del ministro alla salute, con il quale negli ultimi mesi la giunta siciliana però ha spesso incrociato le spade.